variegato territorio compreso nella provincia nissena è ricco di valli e colline. Proprio su una di queste sorge a 720 metri sul livello del mare Marianopoli. L'attuale centro urbano, a dispetto delle origini attribuite alla presenza dei Greci nel circondario, fu fondato nel 1726 dal barone Mariano della Scala, proprietario del feudo dal quale il paese prende il nome. È un piccolo borgo, con la chiesa madre dedicata a San Prospero e realizzata nella prima parte del XVIII secolo. La statua del patrono, in legno con decori in oro, fa bella mostra tra le navate e gli stucchi recentemente restaurati. Un museo di recente costituzione raccoglie l'eredità etnoantropologica del paese, mettendo in mostra attrezzi agricoli ed un pregiato carretto siciliano di antica e pregiatissima fattura. Sul belvedere, il monumento ai caduti ricorda il tributo pagato da Marianopoli alla patria, mentre un busto bronzeo ricorda il carabiniere Emanuele Messineo, illustre concittadino, insignito della medaglia d'oro, morto nel 1974 nell'esercizio delle sue funzioni. Per completare le attrattive offerte dal paese, va assolutamente citata la serie di 14 pannelli in terracotta raffiguranti le stazioni della Via Crucis, opera di Riccardo Lo Iacono. Poco più a nord di Marianopoli, ecco Villalba, un piccolo centro agricolo famoso per la coltivazione della lenticchia. È un paese minuto che si snoda tutto intorno alla piazza principale, che ospita la chiesa madre, dedicata a San Giuseppe, con annessa torre campanaria e ancora più in alto un orologio meccanico. La chiesa è dei primi dell'Ottocento, ma non è l'unica presente. Sotto il campanile della coeva chiesa dell'Immacolata Concezione, dal 2005 fa bella mostra di sé la statua in bronzo di Papa Giovanni XXIII, che qui è oggetto di particolare devozione. All'imbrunire, i colori del tramonto regalano ai vicoli e alla piazza un'atmosfera particolare che è un invito a sostare. Buon viaggio!